Salve. Salve. La carrozza sta viaggiando con $200.000 a bordo. Ma la polizia, non so come, è venuta a saperlo e la sta inseguendo. Comunque non potrà raggiungerla prima di Moon Village. Ottimo, ispettore Ross. Va avanti. Il signor Stanley voleva arrivare con una tirata sola fino in Messico, ma l'ho personalmente convinto a fermarsi a Moon Village per cambiare i cavalli. Gli ho detto che era più prudente viaggiare con bestie fresche e riposate. Dovete far presto. Arrivare là prima di loro, prima che la polizia li raggiunga. Un ottimo lavoro, ispettore. Bravo. Beh, sto aspettando i miei soldi, la somma che abbiamo pattuito. Di cosa hai paura, ispettore? I quattrini sono qui. Avrai quello che ti spetta. Ehi, corri lassù e appena arriva la carrozza fa un fischio. Va bene. Pom pom! Bang, bang, bang.
È un parente vostro? Io non conosco gli usi di qui, però seppellire i morti negli abbeveratoi. Oltretutto, il mio cavallo non può bere. Hai proprio ragione. Allora scava una bella fossa al povero estinto. Ok, amico. Che mi venga un colpo se ho mai rifiutato un favore a qualcuno. E mi raccomando, non farla troppo piccola. 1,85 m all'incirca. Secondo me è più che sufficiente. Ah. E tu quanto sei alto? 1,76 m. A 1,80 m col cappello. Comincia a scavarne un'altra. Che vada bene per te, con o senza cappello. Mi sembra un po' larga. Non trovo. Comunque vedremo. Bene. Finalmente ho trovato un mestiere. Va a prendere il cadavere. Va. Forza.
ispettore postale Edward Ross. Ora tocca a me. Tienilo forte. Sei ammorbidito? Dai, non fare l'eroe! Adesso comincio a seccarmi! Non farci perdere la pazienza! Avevo detto di non colpirlo in faccia. Non credo che tua figlia e tua moglie approvino la tua testardaggine.
Che strano. Tu non sembri davvero la figlia di tuo padre. Probabilmente mammina se l'è spassata con uno bello come me. Forza, di al signor Amplen che cosa ne pensi di tutto questo. Ti prego, Jim, fa quello che vogliono. Sì, papà, altrimenti ti ammazzeranno. Sì, papà. E poi Austin non vede l'ora di divertirsi con tua figlia. Vero, Austin? E anche con la moglie. Allora, Good Jim, sto perdendo la pazienza. E se perdo la pazienza faccio fuori tutti gli uomini del paese. Capito? Ti decidi? Fallo per noi, Good Vuoi Jim. farti ammazzare? Oltretutto, qual è il tuo dovere? Accogliere i passeggeri sorridendo mentre vengono cambiati i cavalli. Ed è quello che vogliamo da te, che tu faccia il tuo dovere. La diligenza forse avrà una scorta. E noi non vogliamo aver guai. Fai il tuo dovere, solo il tuo dovere. E va bene. Farò come volete. Udite pure la parola del Dio. Tappatevi le orecchie al divino messaggio, razza di vipere! Rintanatevi nelle vostre luride case per timore di dover dare all'uomo di Dio che vi parla i pochi soldi indispensabili per tenere in piedi il suo povero corpo mortale. L'inferno è su di voi, davanti a voi, dentro di voi. Esodo, capitolo 20, versetto 24. Fammi un altare e su questo altare deponi le tue offerte di pace, le tue pecore, i tuoi buoi. E più avanti, capitolo 25, versetto 1. Io accetterò l'offerta di qualsiasi uomo, purché egli me la dedichi con il cuore. Oro, argento, pelli di montone, scarpe vecchie, abiti usati, uova fresche. Tutto naturalmente per la gloria del Signore. Avete udito le parole della Bibbia? Oh, certo, figli di buone donne. Certo, avete udito il fragore della voce del diavolo? Avete visto il fuoco dell'inferno? Avanti, uscite dalle tane! Coraggio! Venite di corsa a comprarvi un biglietto d'ingresso per il paradiso! Quanto costa? Cosa quanto costa? Il biglietto? Materialmente o spiritualmente? L'uno e l'altro. Beh, visto che la cosa ti interessa, ti dirò. In senso materiale, quello che la propria tasca permette. E comunque mai meno di $1. Spiritualmente, invece, sarebbe un discorso troppo lungo. Io non ho fretta. Sbaglio o sei forestiero? Io non ricordo di averti mai visto da queste parti. Fa differenza per il biglietto? No. Allora avanti col sermone. Salmi. Libro primo, Salmo 1. Ascoltate la parola di Dio. Beato colui che non procede secondo il consiglio degli empi, colui che non sosta sulla strada dei peccatori. Salve, profeta. Salute a voi, signor Austin. E che il Signore posi il suo sguardo sul vostro capo. Figurati. Sai che bella vista. Non ti pare, vecchio mio? Scendi dal pulpito, profeta, e va a cercare clienti per il tuo signore da qualche altra parte. Signor Amplen, come osano i vostri tirapiedi ostacolare il diffondersi della parola di Dio? Senti, se fossi al tuo posto, profeta,
Non discuterei tanto. Appunto, stavo giusto per andarmene, appunto. Che razza di profeta sei? Come che razza di profeta? Un minuto fa stavi strillando come un'aquila perché non c'era nessuno ad ascoltarti. E adesso che c'è tutta questa bella gente... Appunto, c'è gente, no? Comunque ci sono anch'io qui e sono ansioso di sentirti parlare. Quando è così? Sai che ti dico? Annusa l'aria, profeta, e dimmi che odore senti. Odore di guai, ecco cosa sento. Se fossi il tuo Dio, profeta, sarei molto deluso. Poi, sai, quel biglietto per il paradiso di cui parlavamo mi interessa. E questo è il dollaro per l'acquisto. Peccato. Era un dollaro nuovo di zecca. Oh, io non voglio avere noia. Bastava dirmi vattene e io me ne andavo. Che mi venga un colpo se ho mai rifiutato un favore a qualcuno. Signori, io vi saluto. Avevi proprio ragione. C'è odore di guai da queste parti. Chi sono? La gente qui li chiama il tesoro del confine. Cosa? Tutti insieme valgono $10.000 d'Italia. Quello che ha sparato come si chiama? Amplen, è un nome di battaglia. Lo sai che cosa vuol dire? È uno che fa sempre centro, no? A proposito, fammi vedere. E cosa? Il dollaro. Si può fare di meglio. Grazie. Ti saluto, profeta. Ma che fai? Torni là? Sì, il fatto è che mi piacciono i posti dove c'è odore di guai. C'è sempre da cavarne qualcosa. Allora, se vai in cerca di guai, non hai che da voltarti. Disarmalo. Addio, fratello. Guardalo bene. Allora, è lui? Dì, è lui? Non lo so. È lui o no? Perché? Chi dovrei essere? Giù all'abbeveratoio ci sono 3 cadaveri. 4. Tu devi pagare solo per 3. Pensateci voi, senza far rumore.
Fatto buon viaggio? Ottimo. Qui è tutto tranquillo? Sì, signore. Quanto è distante ancora il confine con il Messico? 30 miglia. Voglio cavalli freschi, ma dovete sbrigarvi a cambiarli. Non intendo perdere neanche un minuto. Bene. Donald, Sì? Cosa vuoi? sono un po' stanca. Allora? Vorrei trovare il modo di rinfrescarmi un po'. Sì, ma solo il tempo per il cambio dei cavalli. Prego. Prego, signora. Grazie. Di qua. Non pensate a me, pensate piuttosto a quei poveretti là fuori. E speriamo che non sia troppo tardi. Per fortuna non è molto profonda. Non è niente, papà, sta tranquillo. Penso a quei poveri innocenti, uccisi per colpa mia. Giù. Così. È tutta colpa mia. Se io non fossi stato così vigliacco, avrei potuto avvertirli in tempo. Erano armati. Si sarebbero potuti difendere. Hai fatto più del tuo dovere, Jim. Ti hanno quasi ammazzato. Un ufficiale postale è come un soldato. Se avessi solo fatto un cenno, mormorato qualcosa al signor Stanley, non avrò pace finché non li vedrò con una corda al collo. E voglio tirarla con le mie mani, quella corda. Povera gente. Chi comanda qui? Nessuno. Comunque io sono l'ufficiale postale. Chi ha ammazzato questa gente? Banditi. Sono piombati qui qualche ora fa, saranno stati una ventina forse. Stanley era il proprietario di una banca che è inspiegabilmente fallita. Stava scappando con la moglie e con l'oro trafugato verso il Messico. Aprite tutti i bagagli. Chi erano quei banditi? Li avete riconosciuti?
Non li ho mai visti prima d'ora, tenente. Vi confesso che eravamo terrorizzati e penso non ci sia uno in paese che saprebbe descriverli, a cominciare da me. Non solo mi hanno picchiato, ma mi hanno anche sparato. Non è una buona scusa per non ricordarseli. Mi venga un colpo se quest'uomo non si è comportato con vero coraggio. Perché io ero presente quando è stato compiuto il massacro. E voglio precisare un'altra cosa. Anche se voi e i vostri uomini foste stati qui... Chi siete? Posso parlare? Si capisce. Ispettore postale Ross. Cosa volevate dirmi di quei banditi? Penso che oltre all'uniforme abbiate anche un nome. Stafford. Sottotenente Stafford. Volevo dire che ho riconosciuto uno di quei banditi. Ha un manifesto appiccicato al muro con tanto di taglia sotto. E chi sarebbe? Amplen. E cosa hanno preso? Un'enorme cassa di ferro. E via verso i confini. Se fossi in voi, non starei qui a perdere tempo. Scusate la mia franchezza, ispettore, ma ci sono due tipi di persone di cui non mi fido. Quelle che dicono di non sapere niente e quelle che dicono di sapere tutto. Forza, a cavallo! Vi prego di scusare anche voi la mia franchezza, tenente. Ma di solito i tipi come voi o fanno una grande carriera o muoiono giovani. Ben detto, ispettore. A presto! Oh, signore, non saremo certo noi a dirti come va trattata l'anima di questa pecorella smarrita. Noi, signore, ti preghiamo soltanto di concedere a quest'uomo un posticino, almeno nei locali di servizio del paradiso. Amen. 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 La gola bruciata nella polvere. Portatela bene. Sì, va bene. Che il sole del vino. Da mangiare. Ehi tu, peccatore! Da un passaggio al commesso viaggiatore in articoli del paradiso che vuole andare in Messico! Sei diretto a Santo Spirito, Gugim? Si capisce, il servizio continua. Senti, io ho delle nozze da benedire. Posso venire con te? I soldi per il biglietto li hai? No, ma il buon Dio? Mi dispiace, profeta, la compagnia non fa credito al buon Dio. Fatelo salire, Good Jim. Rispondo io per lui. Che ci fate voi là dentro? E poi, chi diavolo siete?
Sono l'ispettore postale Edward Ross. L'ispettore Ross? Avete motivo di dubitarne? No, no, per carità. Molto piacere. Sali allora, ti porto dove vuoi, visto che l'ispettore risponde per te. Grazie, fratello. Andiamo pure. Cos'hai da ridere? Oh, niente. Pensavo a un tale che ho conosciuto a Lake City e si spacciava per l'ispettore Ross. Che cosa vuoi farci? Di questi tempi c'è un sacco di gente che va in giro dicendo di essere quello che non è. Certo, su questo puoi giurarci. Dove vado a vedere? Nemmeno 2 ore ci ha messo. L'ho preso, non l'hai rubato. Bawaya, Amaya Shikwante Mihuna, Biscay Puruta, Amaya Walmanati, Pistola Marahayanti, Dahut Mihuna. Chrysler, che cosa dice questo qui? Dice che lui è un povero indio, ma è un vero uomo. E che se fosse armato ti ammazzerebbe di certo. Dagli una pistola. Ecco, prendi, amico. Così ora siete pari. Allora, ti decidi? Chrysler. Che il buon Dio ti protegga, fratello. Grazie, profeta. Che il Signore ti benedica, Gujim. Amen.
arrivati. Io cambio i cavalli e... Ti sei fatto male? Hai ammazzato 2 polli. Vergogna, spaventare così le galline. Ti sarai sporcato di merda. Oh. Prego. Chi non muore si rivede. Già. C'è un amico di là che ha una gran voglia di vederti.
Ispettore Ross? UG. Avevo capito che suonavi falso. Che cosa vuoi? Che cosa vai cercando? Il signor Stanley, prima di morire, mi ha lasciato erede di tutto il suo oro. E così sei venuto a prendertelo. Infatti. Tutta d'oro. Eccolo l'oro. Guardalo. Sentilo. Toccalo. Dov'è l'altra carrozza? Là. Un bel lavoro. È precisa e identica all'altra. Neanche chi l'ha fabbricata le distinguerebbe. Beh... E adesso... Ecco la tua parte. Ah, grazie. Avanti!
Volevi l'oro? Sentirai com'è pesante. A lui penseremo dopo! Oh, scusate, signorina. Le vie del Signore sono infinite. Non c'è dubbio, profeta. Oh, ha cambiato la carrozza. Sì, è così, ti dico. Quel bastardo. Così è riuscito a fregare tutti quanti. Fermatela! Ehi! 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 No, no, lei!
Jim. Che roba è? L'unica cosa che mi ha lasciato in eredità mio nonno. A 2 metri ti assicuro che spacca tutto. Fa un po' vedere. Mi venga un colpo se stasera in paese non ci sarà una bella festa. Ethel, prepara i bagagli. Prendi tutto quello che puoi. Dobbiamo partire subito. Ti spiegherò dopo. Dov'è Christine? La carrozza dov'è? Quella vera, dico. Quella tutta d'oro. La carrozza? Cosa vuoi che ne sappia io? Non fare lo stupido, Good Jim. Tua moglie tanto è al corrente di tutto. Ethel. Razza di idioti fottuti. Non avete capito? La carrozza deve averla cambiata l'ispettore, il falso ispettore Ross. Quando, Jim? Spiegamelo. Come volete che lo sappia io? È colpa vostra. In tanti contro uno non siete neanche riusciti a farlo fuori. La carrozza dov'è? Non lo so. Non lo so! Austin! Non aver paura. Siamo dei gentiluomini. Non lo so, vi dico, non lo so! Parola mia, non lo so! No, basta! È mostruoso quello che state facendo! Austin è un vero porco, Good Jim.
E poi tua figlia è una ragazza così graziosa. Facci sentire come strilla, Austin! Jim. L'oro è al cimitero. No. Andiamo! Ai cavalli! Buon viaggio, Austin. I cavalli, dove sono? La mano del Signore ha liberato i cavalli affinché corressero per le praterie liberi dal peso dei peccatori. Levatemi dai piedi quel matto! Ah.
Amen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alvarez, Chrysler, Austin. Chi manca? Solo Amplen. Amplen. Signor tenente! Piano, piano. Ma questo è Amplen. Sì, è proprio lui. Tenente? Salve, ispettore. Avete completato l'opera? Mai lasciato un lavoro a metà. Bene. Ci sono le taglie da riscuotere. Venite dentro. Ecco, tenete. No, non posso accettare. Ma vi sarò grato se volete dare il denaro a questo brav'uomo. Vi garantisco che se l'è meritato. Prendete. Dio vi benedica, fratello. Queste mie. Guarda il profeta, non manca mai, eh? Un sigaro? Grazie, tenente. Il dovere mi chiama. Bisogna che riporti la carrozza alla compagnia. Arrivederci, tenente. Buon viaggio, ispettore. Avete un fiammifero? Grazie. Potete tenerli. E se venisse a sapere qualcosa dell'oro? Mi raccomando, fatemelo sapere. Certo. Arrivederci. Arrivederci.
Prega per me ogni tanto, profeta. Certo che pregherò per te, fratello. E credi a me, un giorno o l'altro avrai bisogno delle mie preghiere. Sì, il più tardi possibile.